Ciao, bentrovati! Oggi preparo le meline sarde speziate, aromatizzate ai chiodi di garofano. Gli ingredienti che mi occorrono per realizzare questi dolcetti molto buoni e anche molto carini da vedere sono 70 g di farina 00, 35 g di amido di frumento. In alternativa possiamo usare o 35 g di fecola di patate oppure di maizena, dopodiché 80 g di zucchero semolato, 3 uova intere, scorza grattugiata di un limone biologico, chiodi di garofano, marmellata a piacimento, questa è all'arancia, 100 g di zucchero a velo per realizzare dopo una glassa per andare a ricoprire le meline e un albume d'uovo. Allora, nella ciotola della planetaria vado a versare i tuorli d'uovo, così intanto tengo da parte gli albumi che mi serviranno dopo. Nella ciotola della planetaria dove ho messo i tuorli vado a versare circa metà dello zucchero della dose totale. Quindi porto in planetaria e faccio lavorare benissimo fino a quando il composto si gonfia e diventa bello giallo, quel giallo paglierino. Quando i tuorli sono ben montati, li vado a togliere dalla planetaria. Eccoli qua, belli montati. Li vado a versare dentro una ciotola. Ho lavato bene la ciotola della planetaria e ora vado a montare gli albumi insieme allo zucchero rimanente. Dobbiamo montare gli albumi e lo zucchero a neve fermissima. Anche gli albumi sono montati a neve fermissima. A questo punto posso iniziare ad aggiungere ai tuorli il limone, l'amido di frumento e pian piano cominciare a mescolare. Adesso alternando aggiungo un po' di albume che vado a incorporare pian pianino per non smontarlo. Questa regola vale sempre e mi raccomando, affinché le uova montino bene bisogna che siano a temperatura ambiente, devono essere sempre a temperatura ambiente. Più sono freschi, più il risultato sarà perfetto, insomma. Pian pianino aggiungiamo un po' di farina e mescoliamo dal basso verso l'alto. Quando l'impasto per le meline è pronto, ho già foderato una teglia da forno con carta forno. Ho qua una sac à poche che adesso vado a riempire con il mio composto. Andiamo a dare forma alle meline e poi andiamo a cuocerle in forno. Dopodiché taglio con le forbici la punta della sacca e inizio a dar forma alle meline. Faccio dei dolcetti leggermente allungati, non troppo. Circa così e dobbiamo farli tutti uguali, mi raccomando. Questi poi in cottura cresceranno parecchio. Lasciamo lo spazio necessario tra l'una e l'altra perché poi in cottura crescono
porto in forno i dolcetti a 190 gradi preriscaldato, ventilato, per circa 5 minuti. Sono piccoli e cuociono molto velocemente, quindi controllate il forno. Appena vedete che sono belli dorati potete toglierli. Eccoli in forno, messi da appena un minuto, si sono già gonfiati. Appena cambiano colore potremo subito sfornarli. I primi biscottini sono cotti. Ci hanno messo giusto 5 minuti, poi dipende sempre dai forni, mi raccomando controllateli perché cuociono in un attimo. Li lasciamo raffreddare, non li tocchiamo fino a quando non saranno freddi. Quando i biscottini sono freddi possiamo andare a staccarli dalla carta forno andando raso raso con un coltello. Facciamo nello stesso modo come quando prepariamo i spistoccus ardus. Eccolo qua. Con questa dose ne vengono 2 infornate. Iniziamo subito a farcirli. Prendiamo un po' di marmellata e gliela andiamo a spalmare su tutta la lunghezza del biscotto. Con un altro biscotto andiamo a chiudere senza schiacciare troppo perché il biscotto è talmente soffice che rischiamo di romperlo. Dopo aver farcito tutte le meline, vado a preparare la glassa con lo zucchero a velo che ho messo da parte prima e l'albume. Verso l'albume nello zucchero e inizio a montare con le fruste. Alla glassa aggiungo giusto qualche goccina di succo di limone e vado avanti a montare. La glassa è pronta, eccola qua. Vado a prelevarne una piccola quantità con un coltello e glasso i biscotti, le meline, le nostre meline. Le vado a sistemare su un foglio di carta forno e prendo un chiodo di garofano e glielo vado a mettere proprio in mezzo, glielo schiaccio proprio in mezzo, così, prima che la glassa si asciughi. Dopo aver decorato tutte le meline ho preso con uno stuzzichino un po' di colorante alimentare in gel del colore. Vado a colorare quel poco di glassa che mi è rimasta. Mescolo bene e vado a fare una decorazione ulteriore ai miei dolcetti, anche se in origine loro rimangono semplicemente così, vanno solo incartati. E adesso vedremo anche come incartarli non appena la glassa sarà asciutta. Intanto ho creato un bel rosa, ho versato la glassa che ho colorato di rosa dentro una sac à poche, ho fatto un buco piccolo piccolo e a questo punto posso andare a fare qualche decorazione ai nostri dolcetti, alle meline. Le meline sono decorate tutte, guardate che carine, le lascio asciugare prima di andare a impiattarle. Si sente un profumo di chiodi di garofano spettacolare. Mentre la glassa sulle meline sta asciugando, io ho qua della carta velina, ho scelto quella bianca perché mi sembra che sia quella più delicata di tutti. Ho tagliato dei pezzi, dei fogli e mi serviranno poi per andare ad avvolgere i dolcetti. Ho tagliato dei rettangoli, ne ho tagliato di diverse
Ho fatto una lunghezza di circa 25 cm e 16 di larghezza e vado a fare delle frange. Eccoci, le meline sono asciutte e usiamo un foglio di velina per ogni melina. Le meline aromatizzate ai chiodi di garofano sono pronte. Mi raccomando, al momento di mangiarle il chiodo di garofano va tolto. Questo serve solamente a dare sapore, speziare il dolce. Al momento appunto di gustarlo va tolto. Se questa ricetta delle meline vi è piaciuta, mettete un pollice in su, iscrivetevi e condividete con i vostri amici. Così facendo mi aiuterete a far crescere questo canale.